minuti e 19, ancora il Verona che cerca l'attacco. Alfredson ha trovato forse un varco, apre per Gomez, va Equanito dalla fascia di sinistra, cerca un dribbling ancora, entra in area, grande, l'appoggio, rete! Viva! Grandissima azione di Juanito Gomez, palla in mezzo ed intervento da opportunista di Peppe Russo. Il nostro Santuffo che si è fatto trovare pronto all'appuntamento giallo-blu, sta arrivando il giallo-blu e se sentirai cantare vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Verona 1, Padova 0, Russo, ma il merito di questo gol è stato tutto di Juanito Gomez, che dalla sinistra ha superato un paio di avversari, è entrato in area, gli ha messo in mezzo un pallone che ha superato Pellizzoli, consentendo all'opportunista Santuffo Peppe Russo di mettere in rete. Verona 1, Padova 0, vantaggio meritato. Grande Juanito, tocca per Gomez che affida sulla sinistra Scaglia, che dovrebbe crossare subito, perde un po' di tempo, cerca di entrare in area, entra in area Scaglia, mette in mezzo, rete! Alessandro ha stupendamente colpito al volo un cross magistralmente scagliato da Scaglia dalla fascia di sinistra, nessuno in area era riuscito a raggiungere la palla. Su questa fuori area si è avventato d'Alessandro e con una magistrale botta al volo ha insaccato sotto la traversa. Verona 2, Padova 1, 35esimo del primo tempo. Quante emozioni, quanto agonismo, quanta voglia in questo derby veneto che adesso il Verona sta magistralmente, meritatamente conducendo per 2-1.